Che giorno è? Convenevoli formulaici, genetliaci, ricorrenze, commemorazioni, rilevamenti demoscopici e musica per voi. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso del parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Eccola là, chi c'è là? C'è Radio Libertà, siamo noi, siamo Che giorno è, poi seguirà Oltre la pagina, siamo Simone il Beneamato e il mio avatar, Ciccio Barbù, quando sono scoccate in simultanea con voi le 12:43. Allora, andiamo con ordine. Intanto la commissione interna, come sempre, ci comunica che la temperatura è assestata ai 23,7 gradi centigradi sopra lo zero. E ci mancherebbe il contrario, avremmo qualche problema. Anche se io ho il grasso di una foca potrei sopravvivere, ma Simone è magro, probabilmente ne soffrirebbe, non lo so. È vero che è molto giovane, però. Poi abbiamo invece la temperatura esterna, ci verrà comunicata a brevissimo. Intanto, a brevissimo, vi ricordo che, come sempre, Simone e il sottoscritto si trovano sospesi a 137,6 metri sopra il livello del mare. L'abbraccio forte alla signora Carmela, alla signora Coltilla, alla signora Adrianangela. Loro ci seguono, ma vi garantisco che ci seguiscono anche dal canale 252 del digitale televisione terrestre, perché questa è una radiovisione. Chi si abbona a Radio Libertà, campa oltre 100 anni, meditate gente, meditate. Gli altri supporti per seguirci: la Radio DAB, ovviamente, il sito radiolibertà.net, Twitch, il social di ultima generazione, Alexa, accendi Radio Libertà, passaparola, ve ne saremo riconoscenti. E poi ancora l'applicazione iOS e Android, che vi permettono di seguirci ovunque voi siate sulla crosta terrestre con i vostri cellulari, il profilo Facebook, indispensabile per orientarvi attraverso la programmazione di questa emittente, e dove ogni notte che il cielo manda in terra troverete le sinossi delle interviste che poi ascolterete durante Oltre la pagina, e di cui vi darò tra poco conto. No, non sono di poco conto, anzi. E poi ancora, dimenticavo YouTube, che è un po' targato, ma c'è anche lui. 13,5 i gradi centigradi sopra lo zero esterni, 45 l'umidità per cento ovviamente, 1030,9 millibar la pressione. Allora, parleremo di Donald Trump con Giuseppe Liturri. Più precisamente parleremo della Trump Trade. Dopo la Reaganomics c'è la Trump Trade, cioè il manifesto economico di Donald Trump. Adesso, lo sapete, c'è la gran cassa, c'è preoccupazione per i dazi. Un forte consumatore di alcolici, soprattutto di superalcolici come il sottoscritto, purtroppo vede che i superalcolici sono aumentati. Prima ancora che scattino i dazi, sono aumentati al 40%. I dazi non sono scattati, però vabbè. Sta di fatto che l'analisi fatta da un addetto ai lavori, da un esperto di economia come il dottor Liturri, che scrive sulla Verità, su Starmag, spiega che allora, intanto i disastri che vengono preannunciati sono solo pregiudizio, primo. Secondo, che c'è uno iato, pensate che bella parola, tra quello che veniva considerato fino al 5 novembre, data delle elezioni, della conferma a posteriori, possiamo dirlo, a rimbalzo di Trump, e quello che poi è successo. Spiega il dottor Liturri: quando Trump
annuncia, ma lo aveva già fin dall'inizio, poi si sapeva, lo si era anche già visto, no, nel precedente mandato, quindi meno tasse, più dazi, eccetera. Inopinatamente le borse, i mercati hanno reagito benissimo, era tutto un non plus ultra. A Davos addirittura i portavoci delle imprese, finalmente nuovo rigoglio, nuova linfa vitale, eccetera. Evidentemente perché erano anche, diciamo, abbattuti dalla politica di Biden che non aveva aiutato l'impresa. Quindi grande entusiasmo. Adesso si stanno riassestando gli equilibri economici e quindi ci sono alcune scosse che vanno in una direzione, altre in altra ancora. Quindi se vogliamo veramente parlare di economia quando si parla di Trump trade, facciamolo con le giuste informazioni, facciamolo con le giuste considerazioni. Quindi abbiamo capito. C'è anche Liturri riporta, lui fa un'analisi assolutamente come gli è caratteristico, asciutta, però non può fare a meno di riportare questo, che per esempio erano stati preannunciati 160.000 nuovi posti di lavoro da Trump. Cosa è successo? Che sono stati creati 151.000, non 160.000, 151.000, e sono tutti che sono trasaliti. Ecco, i mercati stanno reagendo, cioè 9.000 nuovi assunti in meno, che sono pari più o meno al 5,6%, quindi non dico una percentuale irrisoria, ma quasi, hanno scatenato le reazioni dei giornali che hanno fatto riferimento, che hanno collegato questa diciamo, cioè invece di calcolare 151.000 nuovi assunti, che sono una bella cifra, hanno guardato i 9.000 in meno rispetto alle previsioni e hanno collegato questo diciamo, ai sommovimenti dei mercati. Questo è un po' la prova provata che quando si parla di Biden ci sono molti pregiudizi. Secondo me questa è la mia opinione da una parte e dall'altra. Sia chi lo santifica sia chi lo demonizza. E io sto cercando di capire invece quello che comporta veramente la presidenza Trump. Dal punto di vista economico dobbiamo anche essere sinceri, storici. Nel suo precedente mandato gli Stati Uniti erano cresciuti moltissimo fino a poco prima fino all'arrivo purtroppo del Covid, altrimenti sarebbe stato ricandidato. I dazi ci sono stati, ma le esportazioni sono aumentate dall'Italia agli Stati Uniti poi sono aumentate anche con Biden, bisogna dirle tutte le informazioni. Quindi cerchiamo di capire come stanno le cose. Poi invece andiamo a parlare di un tema che risale un po' alle radici del leghismo. Parliamo di patriottismo, parliamo di nazionalismo. Insomma, l'Italia è il penultimo paese al mondo per sentimento nazionale. Arnaldo Ferrarinesi di Analisi Politica ha svolto questa indagine, comparata a un analogo sondaggio del 2015. Non è un sondaggio questo, è proprio un'analisi. Sì, è un sondaggio dove si chiede agli intervistati quanti sarebbero disposti ad andare in guerra per l'Italia, per il proprio paese, piccola P maiuscola. E alla fine ce ne sono praticamente pochi. Allora, il 25%, 1 su 4, gli altri fanno marameo. Anzi, come si dice nella destra tagliamento, cavallo tra Friuli e Veneto, c'è un bel modo di dire che par de qua par on, dicono. E sono stati svolti diversi quesiti, 4 su questo, anche con riferimento all'Europa e con riferimento sia al fatto che l'Italia venisse attaccata, sia al fatto che l'Italia intervenisse. Alla fine, diciamo, i dati girano su queste proporzioni. Quindi l'Italia è un paese strano, no? Se ci pensate, sempre stato, perché grosso modo possiamo dire la maggioranza, non dico i 2/3, ma quasi, degli italiani votano i sovranisti. In primis
Lega, Fratelli d'Italia, tutto sommato anche Forza Italia si chiama Forza Italia, quindi. Però quando vai a domandargli: "Ti sacrificheresti per la patria?" E ti fanno: dalle mie parti parte qua Paron, da altre parti Marameo", comunque alla fine, la risposta è analoga, è la medesima. 3 su 4 dicono: "Non se ne parla, non se ne parla". E allora noi invece ne parleremo con il dottor Arnaldo Ferrarinesi, che intervisteremo non è Pluralalia, ma è Statis, noi di Radio Libertà. Allora, intervisterò alle 13:35 in diretta per voi durante Oltre la pagina, e ci sono naturalmente molteplici le considerazioni da fare, che farà lui, e solleciterò io nel mio piccolo anche con alcuni interrogativi. Pensate, mi capitò di ascoltare in un convegno di parecchi anni fa, negli anni '90, c'era la Ligra ancora, degli storici autorevoli dire, consci della gravità di quello che affermavano, loro stessi appunto dicevano, diciamo, facevano riferimento, dicevano che stavano per dire cose molto gravi, che il Risorgimento ha visto troppo poco sangue scorrere, che quindi c'è stato, diciamo, non c'è stato quel sentimento condiviso della patria, dell'Italia unita. Questa è una versione. Potremmo fare riferimento, come si fa spesso in questi casi, all'Italia dei comuni, quindi alla solita cara vecchia Italia dei comuni, lo spirito, il campanilismo, i campanili. Potremmo fare riferimento al fatto che l'Italia non è nemmeno passata attraverso i lumi, il secolo dei lumi, non è stato stipulato tra noi cittadini e lo Stato italiano un contratto. Siamo ancora sudditi. Quanti di noi si sentono sudditi anche adesso, nemmeno fossimo ancora durante il regno borbonico? E potremmo, insomma, ce ne sono tante, per esempio il fatto che già durante le guerre risorgimentali la gente comune era quella che ci rimetteva, e poi quando l'Italia, prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, il popolo, il cittadino è stato mandato al massacro in maniera ignominiosa dai fascisti e da coloro che li hanno preceduti. Raccontavo, se non sbaglio, lunedì, l'assalto nelle trincee nella prima guerra mondiale. I comandanti, gli ufficiali mandavano all'assalto il numero di soldati pari, corrispondente alle pallottole della mitragliatrice, e con 2 o 3 in più che potessero prendere la postazione. E poi naturalmente era pieno di gente, di soldati che si ammutinavano, insomma. Mamma mia, che responsabilità. Sentiamolo allora. Pronto? Buongiorno signor Pellegrini, Getta. Buongiorno. Allora, lei ha accennato ai dazi, naturalmente ancora, perché i giornali contengono ancora questi articoli, ma il problema, signor Pellegrini, per me più grave è la merce contraffatta, perché i dazi sui singoli prodotti sono solo una mossa per spaventare l'Europa. Cioè siamo ricattabili, signor Pellegrini, dagli Stati Uniti, in quanto alleati e difesi da loro. Hanno loro il monopolio, mi sembra, delle società web, e questo rappresenta un tabù per tutti. Siamo in scacco, secondo me. Nei confronti della Cina, la Germania è legata al collo. I tedeschi, trasferendo lì per esempio la Volkswagen, pensavano di aver trovato il Bengodi e che i cinesi non sarebbero mai stati capaci di imparare. Allora abbiamo sotto gli occhi i risultati. Ora la Germania esporta più della Cina e questa la pone in difficoltà. Secondo me, se i ricercatori, signor Pellegrini, cinesi non possono più andare negli USA, io li porterei qui. Va bene, Cina e USA non vogliono, e voglio terminare, non vogliono la terza guerra mondiale. E Xi Jinping è altrettanto lucido, Trump non è un folle. Prima si arriva a quel tavolo a 2, secondo me è meglio.
La saluto, arrivederci. Va bene, grazie. Rispondo con Soran. Allora, se non senti che il mare potrebbe servirti da pseudonimo, non hai mai assaporato un istante di solitudine. Grande Soran. Ed è arrivata anche Sveva per l'avvicendamento. Caro saluto anche a lei. E andiamo avanti. Parleremo comunque proprio della politica. Comunque non parleremo solo di dazi, parleremo dell'insieme della politica. Ci sarà un quadro proprio con Giuseppe Liturri, dal quale potremo poi farci un'idea più chiara e completa di quanto non sia, magari ascoltando determinati giornali. Allora, non mi ricordo più, me l'ho perso. Sì, dicevo del patriottismo anche, vi ho detto prima guerra mondiale, ma i fascisti, mentre erano qua, mentre loro, i gerarchi, erano nelle città italiane a sollazzarsi con le prostitute dei bordelli, accarezzando il pelo delle prostitute dei bordelli, la povera gente moriva decimata dal gelo in Russia. C'era anche mio zio, sì, ne uscì con saluto Simone il bene amato, e c'era anche mio zio che si congelò una mano e che quando parlava e vedeva l'equipaggiamento di cui erano dotati i soldati tedeschi, rapportato a quello che avevano gli italiani grazie al duce, ai fascisti e ai gerarchi gloriosi ed eroici che si sollazzavano con le prostitute nei bordelli, sempre comunque a spese dei cittadini, diventava paonazzo, no? E quindi non a caso mio zio, sto parlando degli anni 60, quindi non c'era nessun leghismo, non c'era niente, mi insegnò, c'era non so dove l'avesse imparata lui, ma c'era una filastrocca che recitava bianco, rosso e verde, il color delle tre lerde, diciamo lerde. O diciamo nerde o diciamo perde, comunque avete capito di cosa si tratta. Quindi questo ho preso il giro largo, ho preso la tangenziale per cercare di capire anche i motivi per i quali il senso della patria, lasciamo stare il nazionalismo, come diceva Samuel Johnson, è il rifugio dei farabutti, ma il senso della patria, amor patrio, non è sicuramente un sentimento negativo. Possiamo discordare, ma non lo possiamo archiviare tra i sentimenti negativi. Amare la patria, che significa amare il proprio paese, la collettività, non è, posso parlare, io parlo a carte scoperte, non mi è mai appartenuto. La mia patria sono io, chi mi vuole bene, i miei cari, i miei amici, il mio piccolo mondo ormai antico è la mia patria. Il resto non, però rispetto chi ha un sincero amor patrio. Per questo io ancora di più mi indispettisco, perché in Italia l'amor patrio di cui emergono alcuni aspetti in questi anni nasce per colpa nostra, per colpa della Lega. Perché fino agli anni 90 era ridicolizzato chi mostrava il tricolore, l'amor patrio, eccetera. Poi esce la Lega con i suoi, anche col secessionismo, e improvvisamente i valori italiani, che poi alla fine cosa sono? Il grana padano, il prosciutto di Parma, la pizza e gli spaghetti, ecco i valori italiani, e la nazionale di calcio. Quindi io mi ricordo lo scandalo, perché noi leghisti già negli anni 90 dicevamo che noi non avremmo, ce lo dicevano i leghisti militanti, lo dicevano i rappresentanti politici, io parlo del Friuli. Per esempio, il mondiale del 98, dicevano, noi non facciamo il tifo per l'Italia, figuriamoci, no? Mi ricordo il mio caro amico, assessore regionale, disse, io tifo per il bel calcio, quindi tifo per il Brasile. Ci andò vicino perché il Brasile arrivò in finale, quindi scandalo. Eppure tifare per l'Italia negli anni 70 era visto come un approccio nazionalista abbastanza retrogrado. Quindi, detto questo, chi invece è sinceramente patriota ha tutta la mia considerazione e rispetto, assolutamente. Però vedo che in tanti ci hanno marciato, a sinistra ci hanno marciato in modo, vedere quelli di sinistra diventare improvvisamente, per contrapporsi alla Lega, patriottardi,
non si poteva vedere, un triste spettacolo, quello di sforare i tempi. Allora, a proposito di patria, l'Inter, sentiamo l'Inter, facciamola partire e poi riprendiamo con che giorno è. Dal produttore al consumatore, Sicorbet produce impianti d'allarme per case, negozi, uffici e capannoni e oggi ti presenta Dialogos, l'unico antifurto senza fili che ti permette di rimanere in casa d'allarme inserito e a finestre aperte. Sicorbet offre l'impianto d'allarme senza fili a partire da €950 con 2 anni di garanzia integrale. Telefonate subito al numero 348 71 59 492 per conoscere Dialogos e alle prime 5 telefonate il combinatore telefonico è in regalo. Stavo spiegando a Sveva, lei è troppo giovane per saperlo, ma fino agli anni, quando ero giovane anch'io, molto giovane, fino agli anni 60, gli stadi italiani avevano una capienza maggiore, si arrivava, San Siro arrivava ai 90.000, non so se addirittura l'Olimpico ai 100.000. Perché? Perché erano previsti i posti in piedi. Poi a partire dagli anni 70, anche per evitare, c'erano stati incidenti, problemi, eccetera, si fece in modo che le persone avessero il posto a sedere, per cui il conteggio è diminuito. Perché? Perché non è la prima volta. Perché oggi è il genetriaco di un importante regista statunitense
che è Spike Lee. Spike Lee è stato visto durante la partita, è stato inquadrato durante la partita di Champions con Inter Feyenoord, e poi ho anche le prove, ci sono i filmati di lui che indossa la maglietta con scritto in nerazzurra con scritto Spike Lee, con lui che ha la sciarpa, con lui che è andato negli spogliatoi dell'Inter per congratularsi. Ci sono i meme con la faccia di Acerbi, sapete che Acerbi era stato coinvolto in quella polemica con tanto un ex giocatore dell'Inter, con Joan Jesus, che lo aveva accusato di offese razziste. Comunque sta di fatto, no, non c'è da ridere su offese razziste, stavo pensando ai meme, perché appunto fanno vedere la faccia di Acerbi quando Spike Lee entra negli spogliatoi. Insomma, io quando vedo la partita vedo Spike Lee, ma cosa ci fa San Siro vedere l'Inter Spike Lee? Poi ho detto, ma aspetta, forse mi sbaglio, sarà il papà di Marcus Thuram. Anzi, non ho capito perché per tutti è diventato Thuram. No, è Thuram, per quello che risulta. Poi posso sbagliare io, ma perché la Q credo sia in inglese che la U si pronuncia U, in francese non mi risulta, l'ho studiato, quindi poi magari la memoria fa fallo, però insomma con mia grande sorpresa ho scoperto, cioè, era proprio Spike Lee, ed è non so come mai un grande tifoso dell'Inter, e allora in suo onore vi facciamo sentire, abbiamo fatto sentire, ho scelto di farvi sentire, dato è stato preparato il brano da Simone il Beneamato, per il quale ovviamente si trattava di un gesto meraviglioso e naturale. Sveva, anche se ai colori giallorossi, ha secondato diciamo volentieri, e mi diceva anche che a San Siro si prova un'emozione unica. Poi ci sarebbero da fare i discorsi su San Siro, perché quelli come me un po' così: "No, non toccatelo, non abbattetelo", però è anche vero che devono intervenire. È triste constatare, durante il Covid il Real Madrid ha accelerato i lavori, ha chiuso il Santiago Bernabéu, ha fatto giocare il Real Madrid lì vicino, comunque era uno stadio da 40.000 posti, quindi che era lo stadio dove giocava la seconda squadra del Real Madrid, e l'hanno rifatto a nuovo. Peccato che non si sia pensato di salvaguardare una cattedrale meravigliosa come un tempio la Scala del calcio, no? Come San Siro, però mettendo a posto gradinate, eccetera, perché è sicuramente una struttura adattata. Vabbè, ma non parliamo di calcio, parliamo di genetriaci, ricorrenze e commemorazioni del 30° giorno di Ventoso, mese del calendario repubblicano, che per tutti è un giovedì, un Zoibe. 20 di marzo, anno domini 2025 o 2025, che dir si voglia. Io non lo sapevo, Sveva, vedi a fare questa rubrica. Cioè, oggi, per me domani è primavera. Invece qua mi si dice che oggi è il primo giorno di primavera boreale. Ammazzadeo. C'era un grande, forse non lo conosci perché andava, un grande cantautore, non cantava in romanesco, perché Sveva mi diceva di Venditti, l'inno della Roma, che è bellissimo, ma cantava un po' in romanesco, un po', era Stefano Rosso, che ha fatto dei brani meravigliosi. Che bello, c'era che bello, due amici, una chitarra e lo spinello e tutto il resto che non mi ricordo più, che casomai dopo lo mettiamo. Purtroppo è anche morto giovane, ma era veramente simpaticissimo. Così è, Sveva. Oggi è primavera. Per me è domani. È primavera, svegliatevi bambine, che alle cascine, ma ve lo canto domani. Alessandro Volta rese pubblica l'invenzione della sua pila. All'Ariano Comasco Volta, se non sbaglio. Poi abbiamo ecco,
Ecco, mi sono no, l'ho citata. Ignorante sì, ma fino a un certo punto. Quando ho intervistato la professoressa Stucchi sul latino nelle scuole, non solo Silvia Stucchi, latinista, docente all'università, credo alla Statale di Milano, di latino, anche altri. Me ne sono ricordato, però non ho dato il peso e la forza che volevo dare io come lettore. Publio Ovidio Nasone, per tutti è Ovidio, le Metamorfosi, l'Arsamandi, cioè sono, è vero che io non li ho letti in latino, li ho letti in italiano con latino fronte, però se ripristinare, reinserire il latino nelle scuole porta a un riaccostamento alla lettura di un autore come Ovidio, secondo me male non fa, perché Ovidio è un narratore, uno scrittore che fa tremare i polsi ai più grandi della storia della scrittura, secondo me, ma non solo secondo me, ovviamente, anzi, il mio parere non c'entra niente. I doni, credi a me, conquistano uomini e dei. Ovidio. Poi abbiamo il vecchio West, il Far West, quello di Ned Buntline, scrittore e giornalista. Diede il nome a una Colt. Lui si fece approntare una Colt, una pistola, con una canna lunghissima, che lui diede il suo nome a questa Colt. In realtà lui si chiamava Edward Judson. È così. Madre, dammi la luce! La prima volta che l'ho sentito è teatro, sono con Ibsen, questo è Fantasmi. Madre, dammi la luce! Non mi ricordo francamente quale autore era in scena, tanto l'ho visto in televisione, non a teatro, ed era impressionante. Poi sulla scorta della curiosità ho anche letto Spettri, scusate. Ho letto anche Casa di Bambola, che è l'opera forse più conosciuta del norvegese Ibsen. Non mi ricordo più se ha vinto anche un Nobel. No, credo di no. No. Troppo antico per aver vinto il Nobel. Il vero segreto del potere è non voler mai fare di più di quanto tu non possa. Tra l'altro, essendo lui del 1828, non può aver letto il Piccolo Principe, perché il Piccolo Principe è del XX secolo e quindi sapete, il re che è più probabile che, non mi ricordo più l'autore del Piccolo Principe, io ho letto in francese Walt de Nuit, abbia letto Ibsen, che è il contrario. Comunque è una frase, non devi volere, il vero segreto del potere è non voler fare più di quanto tu non possa. Direi che è la saggezza. Da Recanati, come Leopardi e come altri, Beniamino Gigli. Sì, Beniamino Gigli. Io pensavo, siccome ha diverse romanze anche in napoletano, Sole Mio e altre che vi farò sentire nel corso di questa trasmissione, pensavo fosse meridionale, invece è marchigiano. E poi era. Poi abbiamo, fantastica, che storia meravigliosa, Trevigiani, i Veneti, era di Conegliano, Teofilo Sanson. Tanto da bambino pensavo che i gelati Sanson fosse un nome straniero. Difatti, seguendo l'abitudine, la pronuncia abituale della lingua veneta, è Sanson, non Sanson, Teofilo Sanson, Pellegrin, non Pellegrin, Perin, non Perin, perché al sud tendono ad anticipare l'accento e noi invece siamo più struccioli al nord. E pensate che lui ha cominciato, che storia meravigliosa,
lui ha messo insieme un impero, no? Poi prese, comprò l'Udinese Calcio e la portò in Serie A. Cominciò tutto, sapete come? Con un chiosco di gelati a Torino. Un chiosco di gelati a Torino. Io credo, questo è una mia, chi mi segue lo sa, è una mia vecchia, non è giusto Fisi, ma è qualcosa che, di cui parlo. Credo che dovremmo cominciare, per avere consapevolezza di noi stessi, a raccontare quelli che sono stati i protagonisti, i nomi eccelsi, non per servilismo o quant'altro, ma perché ogni popolo, ogni epoca, ogni storia ha raccontato i propri eroi. Ed è un eroe, tra l'altro Teofilo è del 27 e quindi si è preso tutta la fame del secondo dopoguerra, e aver fondato un impero significa, abbiamo parlato qualche mese fa di Lino Zanussi, e vorrei appunto, ci sono i protagonisti che meriterebbero di essere cantati come faceva Omero con i suoi greci, ateniesi, spartani che fossero, ma niente da fare. Alla fine mi sa che noi padani siamo solo buoni a lavorare, evidentemente. È il nostro destino. Noi siamo solo buoni a lavorare, che tra l'altro è una citazione metacinematografica per chi la vuol cogliere. Poi abbiamo, anche lui pensavo fosse romano, invece era toscano di Lucca, Renato Salvatori, Poveri ma belli. Pensate che lui cominciò come marmista, poi è entrato, come succede, Robert Mitchum faceva il muratore, il celebre divo di Hollywood, e Harrison Ford faceva il falegname. Quindi queste sono storie che magari potrei chiamare Vincent per riprenderle. Poi o viceré da Fragola o a Fragola, da Fragola, Antonio Bassolino, che è stato praticamente per un ventennio un dominus della politica campana, come sindaco di Napoli e poi come presidente della regione. Quando ho provato a fare un passetto avanti per vedere un po', visto che il DS all'epoca, PPD, non andavano tanto bene, chissà come mai sono scattate delle inchieste che poi sono finite in una bolla di sapone. Poi abbiamo un grandissimo disegnatore per conto mio, ma non solo per conto mio, il personaggio più famoso della Bonelli che lui ha creato, Martin Mister. Sto parlando di Giancarlo Alessandrini. Poi il commissario straordinario Guido Bertolaso, il papà era vicentino, così un po' di nazionalismo, campanilismo, eccetera. E poi abbiamo un attore che io ho amato tantissimo, poi è finito un po', come succede a tanti attori anglosassoni, e lui è americano, ma comunque anglosassone, è finito un po' nella prigione dell'alcolismo. Peccato, perché ha regalato, secondo me, interpretazioni memorabili, forse è stato uno dei più grandi attori della sua generazione. Sto parlando di William Hart, sto parlando di un film come Il bacio della donna ragno, che gli valse l'Oscar, sto parlando anche di Turisti per caso, sto parlando, no, lui non c'era forse nel Grande Freddo, insomma è stato un grande, ed è morto 3 anni fa. Una frase, non so se è un suo personaggio o sua proprio, ha detto: "La vita è come la scala di un pollaio, sporca e piena di merda". E poi appunto il grandissimo Spike Lee, che ha detto: "In fondo tutti i registi sono dei narratori". Grande verità, semplice ma vera. 5 nomination, un Oscar per lui. Allora adesso direi che, prima di passare ai sondaggetti, rilevamenti demoscopici, direi
un intervallo musicale, una musica per voi, e poi leggo un vostro messaggio. No, Riam You, stop euro dementi, stop aiuti a sniffolo, no soldati italiani su fronti esteri, difendiamo i nostri confini e i mari. Do una risposta? Dario scrive. Penso che la maggior parte di noi condivida. Non so chi sia sniffolo, comunque sta di fatto io comunque uso Soran perché non sono io che devo dare risposte. La lucidità, avere sensazioni in terza persona. Musica maestra.
Tra l'altro il ballo è anche un bel esercizio, viene così sì, io sto parlando, ma parlo anche agli ascoltatori, perché l'orso qui, il vostro Ciccio Barbò, si era abbandonato ad alcune mosse di ballo con questa canzone strepitosa dei Public Enemy, Fight the Power, proprio un film di Spike Lee tra l'altro. Nel film Fai la cosa giusta, e spiegavo a Sveva che da giovane raccontavo, ero molto timido, quindi mi vergognavo e pensavo proprio di essere negato, di non ballare. Poi da vecchio mi sono lasciato andare e poi ho scoperto anche che se balli è anche esercizio fisico, sano, viene anche, cioè se non sbaglio Sveva, quella pratica si chiama Zumba, dove si fa e poi la Jane Fonda negli anni 70 creò la aerobic dance, eccetera. Quindi la danza è liberatoria, ed è anche appagante, insomma, nel momento in cui ci lasciamo andare, e funziona anche per il nostro corpo, perché bene o male metti in funzione tutte le parti che lo compongono, e quindi armonizza e magari anche tonifica la muscolatura. Allora, andiamo oltre. Se poi andiamo nella coreografia e andiamo Pina Bausch, allora lì la danza diventa arte, e forse una delle forme adesso Pellegrini è sempre politico e parla anche in terza persona, quindi vuol dire che la danza, se guardate Pina Bausch, che è stata una rivoluzionaria coreografa tedesca, io certe volte penso che quella sia la forma più alta di arte che possa esprimere un essere umano. Per me è sbalorditiva. Io non sono un appassionato né tantomeno un intenditore. Allora andiamo con genetriaci Pellegrini. Allora mi sono fatto prendere. Andiamo con i sondaggetti. Andiamo con i rilevamenti demoscopici. Tentata truffa alle imprese con false credenziali Istat. Nella giornata di l'altro ieri, diverse aziende hanno ricevuto una lettera con l'intestazione Istat in cui si chiedevano informazioni per uno studio riguardante le relazioni economiche nazionali e internazionali. La missiva legata in copia a tale lettera è un falso che Istat ha già denunciato alle autorità competenti. L'ho messa da parte, l'ho letta perché ci sono anche imprenditori artigiani che ci ascoltano, e quindi volevo mettervi sul chi va là. E invece questo è un sondaggio Euromedia Research, committente Rai porta a porta, la terza camera di Bruno Vespa, Bruneo come lo chiama Dagospia, e andiamo Fratelli d'Italia 30, PD 23,4, 5 Stelle 11,9, Lega 9,3, Forza Italia 9,1, Alleanza Verdi Sinistra 5,8, Calenda 2,8, Renzi Italia Viva 2,5. Le spese militari favorevole al 30,1, contrario al 53,8. L'aiuto all'Ucraina deve cessare per il 51,9, mantenuto per il 34,9. E poi Putin-Trump, l'accordo è vicino 36,5, lontano 41,9. L'accordo sancirebbe l'isolamento dell'Unione Europea, sì 53,5, no 28,5, e poi sancirebbe l'isolamento dell'Ucraina, sì 49,3, no 30,6. E poi sulla politica internazionale, come giudica l'alleanza di centrodestra? Coesa e unita 21,9, divisa 56,5. Sulla politica internazionale Coesa e unita 11,7, l'opposizione divisa 67%. Sulla politica internazionale crisi ucraina il PD è coerente, convincente, sì 14,1, no 61,2. L'operato di Giorgia Meloni è convincente sulla politica estera, sì 28,6, no 54,5. In caso di tregua prolungata l'Italia dovrebbe inviare i propri soldati in Ucraina, sì 20,6, no 61,6. Ho sforato. Pausa. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita. Scegliete un lavoro.
Scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi televisore del cazzo, scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici. Va ora in onda Oltre la pagina. Pensa a respirare. Allora, iniziamo con il primo ospite, il primo argomento, la prima tematica. Parliamo di patriottismo
E insomma, gli italiani, ripeto, la stranezza degli italiani votano i sovranisti in maggioranza, ma poi quando vai a chiedergli se sarebbero disposti a combattere, imbracciare le armi per l'Italia, 2 su 3 dicono saluta Massorrata, quando qua Paron in Veneto, saluta Massorrata in Campania. Adesso cerchiamo di capire cosa significa un dato di questo genere. Lo facciamo col dottor Arnaldo Ferrarinesi, fondatore e direttore di Analisi Politica. Bentornato ai nostri microfoni e allora grazie per essere qui con noi, dottor Ferrarinesi. Buongiorno, è sempre un piacere. E grazie anche perché il dottor Ferrarinesi fornisce a Radio Libertà dei sondaggi come primizia, siamo i primi a poterli leggere e adesso con lui ne parliamo. Allora, questo dato, gli italiani, no, la stranezza, votano in maggioranza i partiti cosiddetti sovranisti, ma la stragrande, almeno 2 su 3, e quando si tratta di parlare di amor patrio ti girano le spalle. E tra l'altro ho il sospetto, dottor Ferrarinesi, che queste siano le risposte, diciamo, ufficiali, no? All'aperto. Ho il sospetto che nella realtà dei fatti questa percentuale di persone che girerebbero le spalle alla patria aumenterebbe ancora di più, in modo molto sensibile. Come lo spieghiamo questo dato? E se non sbaglio, l'Italia è il penultimo paese al mondo come spirito patrio. Questo non lo so, però vabbè, ora adesso lo spirito patrio viene inteso, non è che c'è un indicatore che possa andare bene per tutti, no? Come per la percezione della corruzione. Qualche anno fa, un po' più di qualche anno fa, una decina e passa di anni fa, avevo fatto un paragone, avevo trovato delle ricerche internazionali, tutte fatte con la stessa metodologia, eccetera, sulla percezione che la popolazione ha della corruzione, dell'ingiustizia, della burocratizzazione morale. Il giapponese veniva peggio, cioè si sentiva più uno stato più corrotto che il nostro, il che è tutto dire, capisce? Quindi voglio dire, certi tipi di valori hanno significati diversi in popolazioni diverse. Ok, questo in generale. Per tornare al sondaggio di cui stavamo accennando, sono appunto risposte date ad un sondaggio, quindi non sono quelle che potrebbero essere, cioè qui non ci sono le diserzioni che vedremo, no, praticamente. Adesso arrivo al clou. Diciamo, sono una serie di domande che vanno sotto il titolo di volontà di difesa, e sono domande che sono fatte anche soprattutto nei paesi, diciamo, dove c'è un osservatorio anche statale di queste cose qui, cioè diretto dai governi, quindi Francia, Inghilterra, Stati Uniti. Cioè, però io in Italia me la prendo io la briga a spese mie. Morale, la prima domanda che io faccio da 20 anni e qui ho riportato il dato del 2015 al 2025 è: se l'Italia venisse attaccata militarmente, lei accetterebbe di essere chiamato a combattere o comunque a contribuire per la difesa del paese? Allora, nel 2015, diciamo, accettavano sulla carta il 39%, adesso nel 2025 il 25%, il che è, diciamo, si riduce molto questo dato. È chiaro, le cose si stanno facendo più concrete, nel senso che c'è una guerreggiata con migliaia di morti ad una distanza dal nostro confine, ricordiamolo sempre, che è minore di quella tra Milano e Catania, cioè l'Ucraina è più vicina che Catania da Milano, quindi non è poi così lontana. Quel che mi fa specie è che questo dato è
se proprio l'Italia fosse attaccata militarmente, no? Quindi voglio dire, non l'Ucraina, e poi qui si parla di combattere o comunque a contribuire per la difesa del paese. Quindi contribuire per la difesa del paese, se sei attaccato militarmente, significa anche solo accogliere gli sfollati, prestare opera volontaria negli ospedali, cioè voglio dire, contribuisci, no, niente. Ce ne abbiamo 3/4 che non lo dicono neanche a voce. Ecco. Quindi ecco, la cosa peggiore, questo bisogna dirlo, è che qui in Italia c'è un partito dei patrioti, no? Cioè che si definisce patriota, che l'ha scritto anche sul simbolo, eccetera. Quindi io mi aspetterei un 100% di contribuzione alla difesa del paese se l'Italia fosse attaccata militarmente dagli elettori di Fratelli d'Italia, perché questo è il partito dei patrioti, o così si definisce. Ecco, invece siamo sul 40%. Cosa vuol dire? Per dirla alla vecchia Missina, che questi non sono patrioti, questi sono badogliani. Io l'ho scritto anche nel mio articolo. È un vecchio epiteto, è un epiteto che si diceva che dicevano i missini rispetto ai traditori, no? Badoglio l'8 settembre, tutto il resto. Mi sente? Sì, la sento perfettamente. Ti piace quello che le racconto? Sì. Allora, però ecco, diciamo una nota positiva c'è che un conto è difendere la patria, contribuire, siamo al 25%, che è poco, però la domanda successiva è: se fosse necessario, accetterebbe l'idea di rischiare la vita per questo motivo? Quindi vuol dire morire per la patria, no? Accettare l'idea di... Ecco, la percentuale non scende, quindi è il 23%, quindi quei 25 che accetterebbero di contribuire, di combattere, eccetera, accetterebbero anche un rischio, no? E quindi, ecco, forse questo è l'unico dato positivo. Tra l'altro c'è una percentuale leggermente più alta tra i giovani, che non è male, che arriva al 29% invece che il 23%, insomma, quindi va bene. Sono molto contrari nel nord-est, invece il 72% dicono no. Comunque c'è una timida maggioranza nel centrodestra, il dato complessivo arriva al 34%, quindi invece che il 23%. Però insomma, per essere un centrodestra, diciamo, di un certo tipo, almeno certe frange del centrodestra, come dicevo prima, i patrioti, che si arriva al 34% non è tantissimo. Dottor Ferragnasi, mi perdoni, Sì? volevo slegare dalla cronaca, no? Dal fatto quotidiano, dalla questione quotidiana, è che gli italiani sono sempre stati un po' così, perché mi è venuto in mente, sto parlando a metà anni 70, seconda metà anni 70, l'insegnante di tedesco di un mio caro amico diceva: voi italiani siete patrioti solo quando gioca la nazionale di calcio, per non parlare di Churchill che diceva Esatto. non, o De Gaulle, Gli mi sembra fanno le guerre come fossero gli italiani vanno in guerra come fossero una partita di calcio e giocano le partite di calcio come fossero delle guerre. È una cosa antica. Da cosa, secondo lei, perché lei proprio questi dati non è che li valuti semplicemente in termini statistici, come fa delle sue valutazioni, lei è un sociologo, cioè deriva dalla nostra origine, bene o male, l'Italia dei comuni, deriva dal fatto, presentando questa intervista agli ascoltatori, dicevo, l'Italia comunque non è mai stato, non ha attraversato il secolo dei lumi, non è mai stato stipulato un contratto tra noi cittadini e lo Stato, deriva dal fatto che il potere in Italia, a partire da quello militare, ha sempre trattato le truppe in maniera
prima guerra mondiale mandati al massacro, seconda guerra mondiale con i fascisti, la campagna di Russia, testimonianza diretta da uno zio di quello che era successo, cioè che quindi gli italiani sono diffidenti verso il potere tra virgolette nazionalista, tra potere centrale, hanno un'origine comunque che gli lega al campanile. Lei come analizza, come spiega questo stato delle cose? Perché alla fine nel Allora, 2025 siamo ancora lì. È giusto quello che ha detto lei, con le osservazioni che ha detto lei. Vabbè, poi insomma la seconda guerra mondiale è stata una guerra d'aggressione, quindi totalmente sbagliata, che ci è costata morti, tutto, è costata l'umiliazione che stiamo vivendo ancora adesso. Noi abbiamo 13.000 militari americani sul suolo, cioè ricordiamoci che noi siamo un paese che è stato invaso sul suolo metropolitano, perché abbiamo perso la guerra malamente, ecco. La prima guerra mondiale, sì, diciamo, sarebbe ancora la quarta guerra di indipendenza, quindi in qualche modo c'era una motivazione maggiore. No, io credo che invece queste risposte, guardi, le do forse una risposta che la sorprenderà. Queste risposte quindi scarsa attitudine alla guerra, eccetera, sono gli italiani che lo dicono sulla carta. Cioè, se gli parli agli italiani militare, riarmo, eccetera, no, guai, ma manca il mondo, come il nucleare civile, no, guai, manca il mondo. No? Ma se secondo me ti arrivassero i russi e ti entrano come negli anni 70, passano dal Veneto e te li trovi in casa, secondo me ci mobilitiamo proprio come popolo, perché noi, guardi, gli italiani, un'altra cosa che non si fa caso, a cui non si fa caso, l'Italia è per assurdo un popolo molto più omogeneo che altri paesi europei, voglio dire. In Italia, no, si dice nord, sud, eccetera, abbiamo comunque tutti una stessa religione, tutti una stessa pedagogia nazionale, stessi miti in qualche modo, no? Guardi un po' la Germania sono due religioni diverse, addirittura partiti politici diversi, cioè la CDU, cioè la Democrazia Cristiana, in Bavaria si chiama con un altro nome, cioè in Spagna addirittura sono due nazioni diverse, cioè non sono messe insieme per unione della corona, fondamentalmente. L'Inghilterra non se ne parla. No, ecco, giusto la Francia sono un po' più, cioè la Francia molto semplicemente la parte del nord ha fagocitato la parte del sud e punto, no? Ecco. Però secondo me l'Italia non si comporterebbe male, insomma come i mondiali, o ci mandano fuori 2 volte di filo o arriviamo primi, secondi o terzi, insomma, come i mondiali di calcio. E come nelle Olimpiadi, voglio dire, cioè ci sappiamo difendere bene. Sono analisi condivisibili, poi anch'io convengo, pur essendo Lega, con le nostre origini eccetera, della Lega intendo, comunque alla fine la religione, mi permetto di dire la mamma, no? Che poi i miti fondativi, diciamo, no? Ecco, la famiglia, che poi ho sempre trovato, no? C'è una cultura che punisce, no? Stigmatizza il giovane che non esce di casa. Io sono uscito a casa anche relativamente presto, 26 anni, che era relativamente, però ho sempre pensato, se uno si trova bene con i propri genitori, è uno scemo se ne va, cioè perché non può restarci? Quindi quelli che stigmatizzano il mammismo eccetera, no, penso che sia uniforme, omogeneo dal nord al sud. Però allora io rilancio, dottor Ferrari Nasi, non è che gli italiani, a differenza dei tedeschi, a differenza degli stessi francesi, degli anglosassoni, siano stati abituati da tanto tempo a diffidare del potere? Beh, ecco, quello di sicuro. E per fortuna, che noi nella storia abbiamo fatto brutte figure, ma anche belle figure, proprio perché siamo sempre stati un po' più attenti, no? Cioè non prendiamo tutto come se fosse oro colato da qualsiasi parte arrivi. Siamo capaci, penso più degli altri,
di pensare con le nostre teste, proprio per via della nostra storia, dei comuni, ma anche se pensiamo all'impero romano, al tardo impero, no? Quando c'erano comunque diversi poteri in Italia, perché c'era ancora l'impero, con capitale Costantinopoli, ma che aveva terre, che c'erano i Longobardi, prima i Goti, c'era il Papa, c'era già la Chiesa, quindi c'erano già diversi poteri. Quindi il cittadino, il cives in quel momento, se ne stava lì e guardava, cioè non è che dovesse prendere però, cioè non c'era il Napoleone o il Carlo Magno e basta, ecco. Non so se ne conviene, cioè noi abbiamo sempre avuto, fortunatamente credo, una pluralità di stimoli che potevano venire da una parte. Forse anche, parlo da non praticante, ma l'essere cattolici, alla fine il cattolico viene in un certo modo indirizzato, fa i conti con la propria coscienza e quindi con Dio. Il potere viene dopo, il potere temporale viene dopo. Certo, a Cesare quel che di Cesare, a Dio quel che di Dio, ma intanto rendo conto a Dio, e rendere conto a Dio, credente o no che tu sia, vuol dire rendere conto alla propria coscienza. E gli italiani in questo mi sembra che sentano la cultura cattolica. Assolutamente. Anzi, se pensi invece che per i calvinisti, cioè per una grossa fetta di protestanti, no? Ed è anche lo spirito, diciamo, che si riverbera nel capitalismo, nell'America, eccetera. Cioè avere successo nella vita, quindi successo materiale, tipicamente economico, significa essere in grazia di Dio, no? Quindi loro, come dire, noi se vediamo uno che sta male per strada, un barbone, a parte voglio dire, ora la situazione di adesso è un po' estrema, però cioè, ci fermiamo a chiedere come sta, aiutarlo, se puoi, eccetera. Proprio per spirito nostro, come dice lei, cattolico, solidale e tutto il resto, e tutto quello che c'è stato prima. Diciamo il nordico in genere, soprattutto se il calvinista, dice no, tu sei così perché sei nato senza grazia di Dio, mentre io che sto bene sono riuscito nella vita, eccetera, ho avuto la grazia di Dio. Quindi è veramente uno spirito totalmente differente e viene dalla religione, insomma. Direi quindi possiamo leggere anche la realtà sociale italiana per andare in conclusione. Questo è un dato, no? Che poi lei ha spiegato, poi vanno estrapolati i numeri, eccetera. Che tipo di futuro, a quale tipo di futuro può andare incontro sulla scorta di queste informazioni? Cioè, anche quello che le hanno detto i numeri e quello che vi spiegava lei, cioè da una parte non tanto un popolo anche diffidente, ma disincantato sì, ma non per questo meno come dire, in attesa di speranza, di riscatto, di crescita, insomma, non un popolo perduto probabilmente. Quindi questo, alla luce dei grandi cambiamenti cui stiamo assistendo, veramente uso magari una frase retorica, ma sono cambiamenti epocali, sta cambiando il mondo, ho l'impressione, poi è meglio andarci cauti, per carità, ho esagerato, però per me, per conto mio, se uno me lo chiede, siamo a bere un caffè, dico guarda che per me sta cambiando il mondo, perché vedo tante cose sta cambiando, diciamo, non è che scoppia il mondo, però cioè, questa roba qui che stiamo vivendo ora va sui libri di storia ad un bel capitolo, voglio dire, cioè 80 anni di un sistema globale che stanno cambiando, ma questo, voglio dire, nella storia succede, cioè, sì, e noi ci siamo ma non è in questo momento. Non lo intendo in termini tragici, ma però sicuramente gli italiani come si pongono rispetto a questi cambiamenti? Allora, io adesso le do una risposta ecumenica bella. Dico, cioè, lei in una stanza vede
tre belle ragazze, no? Tre, no, proprio belle, cioè, una è rossa di capelli, una è, che ne so, africana, ma proprio belle, cioè non ce n'è una più bella degli altri, però sono diverse, ok? Allora, noi italiani rispetto agli altri, insieme agli altri popoli, chiamiamoli così, europei occidentali, abbiamo pregi e difetti, come le tre ragazze, una è bella per i capelli lunghi, una è bella perché ha un sedere fantastico, eccetera, e l'altra per gli occhi, eccetera, no? Voglio dire, abbiamo dei difetti, abbiamo dei grossi pregi. I tedeschi hanno dei difetti anche loro, però hanno anche dei grossi pregi, pure i francesi e pure gli inglesi, no? Cioè, voglio dire, ognuno nella sua peculiarità ha grossi pregi e grossi difetti, cioè non si può dire che gli italiani non abbiano grossi pregi. Se diventeremo furbi, se fossimo furbi, metteremo insieme tutti i nostri pregi, no? Dei vari popoli europei, e accidenti, la superiamo bene sta fase, ecco. Benissimo. Diciamo che le risorse ci sono, bisogna trovare il modo di utilizzarle al meglio. Sì, io sono sempre uno per spirito mio, vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, quindi voglio dire, e poi insomma, ragazzi, la nostra storia, allora, la storia non è eterna, perché sennò qui ci avremmo ancora le piramidi, invece gli egiziani li vediamo come sono, o i greci stessi, o i babilonesi, voglio dire, quindi non è eterna, bisogna sempre combattere. È un pregio, combattere in senso darsi da fare, è un pregio dell'Italia è che è da 2000 anni sulla cresta dell'onda, da 2000 anni, che siamo sempre fra i grandi. Un po' meno, adesso ce n'è di più, un po' più grandi, ma noi siamo sempre fra i grandi, cioè, voglio dire, non so se c'è un popolo che ha avuto un ciclo così lungo come il nostro, forse i cinesi, però altri non lo. Quindi io dico, continuiamo a tirarci sulle maniche e via. Benissimo, allora intanto so che lei ha anche ascendenze francesi, mi veniva in mente Céline che in Viaggio al termine della notte faceva dire al protagonista che interloquiva con un nazionalista che decantava le virtù dei francesi, diceva: ma quali francesi? Noi siamo scappati da tutte le parti, ci siamo fermati in Francia solo perché dopo c'è l'Atlantico e non sappiamo nuotare. Poi la Spagna era già occupata dai Visigoti. No, è da un anno che ho questa infatuazione mostruosa per Céline e mi scappo ogni tanto. Penso di non sbagliare comunque tanto, perché credo sia uno dei maggiori scrittori che mi sia capitato di leggere. Certo. Allora, dottor Ferrarinasi, la ringrazio moltissimo e a presto con nuove rilevazioni demoscopiche da analisi politica. Un saluto a tutti allora, salve. Salve.
Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Il premio Oscar Robert De Niro Hai preso una strada molto pericolosa. interpreta il duplice ruolo di Frank Costello e Vito Genovese. Ma perché non l'abbiamo mai prese prima? Diretto da Barry Levinson. Che è successo? Dai creatori di Quei bravi ragazzi, Bugsy e The Irishman, Ho chiuso. di Alton Heights, I due volti del crimine, dal 20 marzo al cinema. Nicola, hanno rapito un'altra giornalista a Baghdad. Se c'è la possibilità di trattiamo. Tratto da una storia vera. Mi chiamo Nicola Calipari, dirigo l'ufficio ricerca del Sismi. Più tentativi si fanno e più la confusione aumenta. E chi è che valuta questa confusione? Tu? Sì! Un'intensa performance. La riporto a casa, vero? La riporti. Il Nibbio, dal 6 marzo al cinema. La critica è unanime. A Real Pain è uno dei migliori film dell'anno. Io e Dave siamo cugini. Nostra nonna era di qui, così Dave ha pensato a questo tour polacco geriatrico con voi, brave persone. Candidato a 2 premi Oscar. Gli voglio bene e lo odio e vorrei essere lui. A Real Pain, dal 27 febbraio solo al cinema. A marzo, E lo sbirro diventa gangster. il film più adrenalinico dell'anno Tu non sei un killer, io sì. arriva solo al cinema. Andiamo! Sei pronto? Ci puoi scommettere. Gerard Butler, nella tana dei lupi 2, Pantera, Nessuno può fregarmi. dal 6 marzo al cinema. A febbraio, Va tutto bene, signora Darcy? Oh mio Dio, sotto quest'albero crescono uomini. Bridget Jones ritorna Piccolo Darcy, che si dice? per un ultimo capitolo. Bridget Jones, è ora di vivere. Ti ho messa su Tinder. Bridget Jones, un amore di ragazzo, dal 27 febbraio al cinema. Ed eccoci, sempre Radio Libertà, sempre oltre la pagina, naturalmente. Vi ricordo ancora che alle 14.35 avremo Giuseppe Di Turri per parlare della Trump Trade, l'economia trumpiana, non solo dazi ovviamente, l'insieme, quello che sta cambiando, quello che sta succedendo. Abbiamo parlato con il dottor Ferrari Nasi, cambiamenti epocali, sta cambiando molto anche sul fronte economico. Maurizio, molti credono che l'Alba vincerà sia una battaglia, invece risponderà al quiz misterioso. Maurizio, l'enigmatico Maurizio, al quale io devo rispondere come duopo con Soran. E abbiamo, in fin dei conti, che fa ogni uomo? Quiz misterioso. La risposta però la do subito. Come la settimana enigmistica, quella a disposizione, diciamo, quelli meno impegnati, perché la vera settimana enigmistica, la soluzione ce l'hai la settimana dopo nel prossimo numero. Quelle altre invece ce le hanno subito, meglio così. E spia se stesso. Andiamo avanti, perché no, ma più divento vecchio, più sono allergico alla propaganda, ma più sono tentato, perché avete visto ieri la levata di scudi parlando del manifesto di Ventotene, e vedendo certe reazioni mi sono domandato, ma questi qua di sinistra lo hanno letto il manifesto di Ventotene? Io avevo già detto che avevo letto il federalismo di Spinelli tanti anni fa, mi aveva quasi destabilizzato. Ho detto, io ero legato, non avevo letto Miglio, ero legato al federalismo ancora larvale, concettuale, mi permetto di dire, di Carlo Cattaneo, anche se molto chiaro. Ho detto, ma questo non mi convince. Poi invece ho capito, il federalismo è costituito da principi molto diversi, perché il federalismo di Spinelli era la moltiplicazione di uno Stato in tutti gli altri, c'era uno Stato forte e la moltiplicazione della forma di quello Stato in tutti gli altri Stati. Quello a casa mia non è federalismo, se quello è federalismo non sono federalista, ma io sono federalista e quello non è federalismo. E poi Altiero Spinelli, sia solo per il fatto di essere stato perseguitato dal fascismo, sia una figura da rispettare, nobile, eccetera. D'accordo, non mi sembra che nessuno non mi sembra francamente che Giorgia Meloni gli abbia mancato di rispetto. Forse andava ricordato magari comunque la statura di una personalità di quel genere. Sta di fatto che però, io ho letto, sono andato un po' a giocarmi nei scorsi, non so perché ho detto, ho giocato un po' a curiosare nei
social, e c'è gente con la sicumera loro, no? Io sono di sinistra, io ho studiato, io so. Ah, questi ignoranti, non ha mai detto, non esistono queste frasi sulla proprietà privata sul manifesto di Ventotene. No, esistono. E vi ho anche, vi dicevo l'altro giorno, che sono anche, allora, intanto l'abolizione, comunque il divieto della proprietà privata esiste, se ne parla. Poi vi ho detto che si parla anche della proprietà che non deve essere a disposizione dei grandi monopoli privati, e su questo è un principio anche che fa parte della sussidiarietà. E per questo qualcuno ha scritto che è stato anche un principio di sussidiarietà. Col cavolo, perché Don Sturzo non diceva le cose che diceva Spinelli. E allora mi sono chiesto, ma questi qua che sono andati fuori di testa lo hanno letto o no? Perché altrimenti, secondo me, cioè la stessa Ellis Lane, che secondo me non l'ha letto, perché se l'avessero letto avrebbero contestato in una maniera diversa le parole di Giorgia Meloni, che in un certo senso si sta rivelando una volpe, perché lei butta l'esca e questi come Tony ci cascano, perché alla fine cosa si dice? Che l'Europa di Spinelli, perché uno legge il giornale, poi vai ed è a disposizione abbastanza, insomma, facile recuperare anche online gratuitamente il manifesto di Ventotene, vai a farti una ricerca, se non hai pazienza, non sono tante pagine, ma ti fai anche una ricerca sul PDF eccetera, e vedi che sulla proprietà privata si dicono esattamente quelle cose. I giornali come Repubblica e La Stampa hanno fatto finta di ignorare e non le hanno messe, altri come Libero, se non sbaglio, invece le hanno messe, o anche La Verità, perché ci sono, e quindi ti confronti su quello, perché se uno è stato antifascista ed è stato perseguitato per questo, rispetto e ammirazione, ma non è che uno infatti forse per quello sono saltati, sono esplosi questi personaggi, perché emerge una realtà, secondo me emerge questa realtà: tu sei antifascista, meriti rispetto, ma lui, tra l'altro, Spinelli è stato antifascista quando si pagava caro essere antifascisti, quindi massima ammirazione e rispetto. Adesso subito la telefonata, voglio finire questo concetto, però non è che se uno è antifascista e ha detto delle stupidaggini, delle sciocchezze, non si debba ammettere. Oppure se ha detto delle cose che non condividi, non è che l'antifascismo diventa lo scudo per giustificare qualsiasi cosa, come voleva Umberto Eco col fascismo eterno. Qui casca quella frase infelice del fascismo eterno, anche perché il fascismo eterno non esiste. Il fascismo, sapete, io ho anche beccato con voi perché detesto Mussolini eccetera, ma nasce perché quello che c'era prima, il potere che c'era prima del fascismo era imbelle, era schifoso, era orrendo, era devastante. Quindi è frutto di qualcosa che era ancora peggio di lui, il fascismo. Quindi un antifascista non viene assolto se dice delle stupidità, non può essere assolto. E poi la contestualizzazione mi fa girare le scatole, perché questi bisogna contestualizzare 80 anni fa. Sì, ma i vostri amici deturpano la statua di Montanelli, oppure in America buttano giù le statue di Cristoforo Colombo. Lì però non vale contestualizzare, no? Bravo Pellegrini, pontifica, non sei pagato per quello. Scusate, abuso di microfono. La parola chi ce l'ha? Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno Pellegrini, la richiamo dopo un paio di mesi, abbiamo avuto uno scazzo una volta sui francesi, va bene. Comunque, va benissimo. Ma sì, Pronto? ma figuriamoci. No, ma io, vabbè, lei continuerà a credere quello che vuole sui francesi, io credo quello che voglio, ognuno si tiene le sue opinioni, siamo per te. Però sono molto d'accordo su quello che lei ha appena detto, va bene, perché vede, in questo paese, e vedi come sono feroci con gli italiani, regna proprio un'ignoranza crassa, proprio l'ignoranza volgare, proprio, perché da noi da 70 anni i testi scolastici sono intrisi di cattocomunismo, del peggior cattolicesimo e del peggior comunismo. Noi siamo arretrati rispetto per esempio alla Gran Bretagna, perché abbiamo avuto il più forte partito comunista dell'Occidente,
è la sede della Chiesa Cattolica. Ora c'è una profonda affinità tra il pensiero, detto non spregiativamente, perché gli ebrei sono un grande popolo che ci hanno dato la civiltà, ma nascono dalla stessa radice ebraica, di palingenesi messianica, di libertà, di rivoluzione, di libertà in tutti i sensi, delle classi lavoratrici. C'è una profonda affinità tra il pensiero dell'ebreo di Nazareth con quella dell'ebreo di Treviri, cioè Marx, che lei sa meglio di me, non si chiamava Marx, ma si chiamava Chaim Hirschel Mordechai, veniva da antiche tradizioni rabbiniche aschenazite, era di Treviri, città romana nel cuore della Germania, e c'è tutta questa visione messianica, no, della giustizia, solo che uno promette il paradiso in terra, Marx, e l'altro, l'ebreo di Nazareth, prevedeva il paradiso nell'altra vita. Però alla fine lì Gesù Cristo per i cristiani è il Messia e per Marx è il proletariato. Cioè nessuno fa analisi profonde come queste. Il fascismo nasce da una costola del socialismo. Se lei, Pellegrini, che vedo molto informata, va a leggersi il programma dei fasci di combattimento del 1919, è a sinistra del Partito Socialista. Prevedeva addirittura in un paese nel 90% agricolo, addirittura la requisizione delle terre. Tutto il sistema previdenziale che ha fondato il fascismo, l'INPS, le colonie marine, la 13ª, la pensione, tutte queste cose qui sono rimaste ancora oggi. Il 70% dello Stato italiano si fonda, va bene, ancora sulle lenti del fascismo. Il codice Rocco, che è stato fatto, il primo codice penale, è stato fatto e non è stato cambiato. Se uno è coerente con le proprie idee, che si dice antifascista, va bene, dovrebbe andare in montagna anche oggi, perché anche oggi la struttura dello Stato a livello sociale è stata fondata dal fascismo. E chiudo dicendo una cosa, che il fascismo nasce, possiamo fare un dibattito una volta su questa radio, che vedo che è molto aperta, nasce dalla conseguenza del biennio rosso, il 19-20, gli scioperi, le manifestazioni. C'era la terribile paura che il bolscevismo stesse tracimando in tutta Europa. C'era stato nel 17 il colpo di Stato dei bolscevichi in Russia, c'era stata la rivoluzione di Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht, partecista in Germania, disordini, manifestazioni, e c'era 1,5 milioni di uomini dell'Armata Rossa alle porte di Varsavia, sulla Vistola, e lì fu l'eroico maresciallo Pilsudski che li fermò. Quindi il fascismo nasce come quella paura lì del bolscevismo, e nasce perché milioni di reduci, gente veramente proveniente dalla classe operaia, poveri contadini della Puglia, della Calabria, della Sicilia, tornarono mutilati, senza occhi, senza gambe, e c'erano i rossi nelle stazioni che li aspettavano, a questi proletari che avevano perso gli arti, erano invalidi, li sputavano in faccia e li deridevano. Questa è la realtà storica. Da lì nasce il fascismo, come controreazione a tutto questo l'erciume che lei prima ha giustamente denunciato, Pellegrini. Perché diciamocele queste cose. Se non, tra i due mali, alla fine è andato il male minore, e non sono fascista, perché il fascismo è stata una dittatura, schifosa quanto si vuole, ma non ha fatto i milioni di morti che ha fatto in quel momento stesso la Germania hitleriana e la Russia stalinista. Da noi c'era qualche centinaio di oppositori al confino e in galera, e le condanne a morte in 21 anni furono 26 certificate per ragioni politiche, mentre nello stesso periodo in Germania e in Russia morivano a milioni. Quindi, perché noi non sappiamo, siamo italiani, siamo panciafichisti, volemo se bene, non sappiamo fare neanche le dittature. Abbiamo fatto una dittatura alla fine all'Acqua de Rose, che hai capito? Ma sì, ma va bene. Frega, ti scrivo. Salve Pellegrini, ciao. Ringrazio il nostro ascoltatore anche per la ricostruzione storica. Gli do la risposta, prendo la risposta da Soran. Ogni istante mi sembra una ripetizione del giudizio universale, e ogni luogo nel mondo
un margine del mondo. Allora, qui Parlamento, Stefano Candiani, riprendiamo proprio il discorso su Ventotene, quindi ci agganciamo anche a quello che ci diceva il nostro ascoltatore in qualche maniera, perché è stata cronaca anche delle polemiche politiche di ieri e di oggi sui giornali. Grazie a Sveva abbiamo questo contributo dalla Camera, credo, no, dalla Camera, da Montecitorio, poi ci risentiamo perché andremo a concludere con Segui la Lega. Qui Parlamento.
Allora, adesso abbiamo anche un supplemento di equipaggiamento. Dovremmo avere Alessandro Gigliovigna proprio sulle comunicazioni di Meloni di ieri. Eh, Vediamo se ci risponde, vediamo subito. Allora, qualche istante di attesa, vediamo se riusciamo ad averlo. Scusate, allora dovremmo averlo adesso. Quindi abbiamo un raddoppio. Vediamo se eh, dovremmo adesso, restate lì. Perfetto, allora Alessandro Gigliovigna, chiedo venia, Alessandro, c'è stato un disguido, tutta colpa mia, per colpa mia, avremmo dovuto chiamarti prima, ma non avevo visto. Ti chiedo ancora scusa, però abbiamo 5 minuti per tutti i tuoi, per commentare le dichiarazioni, quello che è successo in aula ieri sulle comunicazioni di Meloni e sul manifesto di Ventotene. Allora, intanto non c'è assolutamente nessun problema, è comunque un onore, è sempre un onore essere su Radio Libertà, e un abbraccio, un saluto a tutti i vostri radioascoltatori. Ieri c'è stato sì un po' di bagarre su queste dichiarazioni del Premier Giorgia Meloni sul manifesto di Ventotene. La sinistra ha protestato perché, insomma, a detta loro non si può criticare o neanche commentare nessuno dei dogmi e nessuno dei momenti storici di riferimento della sinistra. Ma allora, guardate, è molto semplice. In realtà noi come Lega non ci mettiamo né dalla parte di chi critica il manifesto di Ventotene, di sicuro un momento storico molto importante. Io personalmente e come mia idea politica sono più legato riguardo a quel periodo storico alla Carta di Chivasso, documento partigiano federalista che ipotizzava un'Europa dei popoli, poi anche ipotizzata dalla Lega anni e decenni dopo, più che a un'Europa sotto forma di Stati Uniti d'Europa. Quello che però noi come Lega sottolineiamo è che questa Unione Europea è molto distante da l'Europa ipotizzata dal manifesto di Ventotene. Io invito i colleghi o chi vota a sinistra e insomma ha a cuore quegli ideali, invito tutte queste persone a chiedersi se questa Europa turboliberista, che ha messo l'idea del capitale, l'idea dell'economia, l'idea della finanza sopra quelli che sono i diritti dei cittadini, se questa Europa che ha schiacciato e compresso i diritti dei lavoratori d'Europa e contestualmente anche delle imprese di questo continente, di questa Unione e degli Stati membri, se questa Europa turbo ambientalista ecofolle che ha messo il pilastro green davanti al pilastro sociale, davanti alle garanzie sociali, se questa Europa del patto di stabilità e dei vari vincoli di Bruxelles messi davanti a i diritti sociali dei cittadini. Abbiamo visto il fallimento della Grecia davanti ai nostri occhi, dove gli ospedali non funzionavano più perché la Grecia doveva rispettare vincoli europei e non solo. Ecco, se
questa Europa rappresenta l'Europa ipotizzata da Ventotene, io dico, cari colleghi di sinistra, mettetevi un paio di occhiali, perché questa Europa non è assolutamente l'Europa ipotizzata l'Europa ipotizzata nel manifesto di Ventotene. Anche perché, Alessandro, io osservavo commentando che massimo rispetto per una figura come Spinelli, antifascista perseguitato, però mi sembra che abbiano perso il controllo dei nervi a sinistra, perché quello che si è visto in questi giorni è una cosa chiara: essere antifascista è un merito, ma non ti assolve dagli errori, perché quello che sta scritto sul manifesto di Ventotene o anche su un saggio sul federalismo che io ho letto di Spinelli tanti anni fa non è condivisibile, per me è completamente sbagliato. Beh, l'abolizione della proprietà privata è assolutamente, cioè mi sembra che a sinistra abbiano sempre usato l'antifascismo come ombrello. Scoprire che uno di loro ha detto delle cose che sono oggettivamente sbagliate anche 80 anni fa e poi contestualizzare, perché bisogna contestualizzare quando i loro compagni deturpano la statua di Montanelli o negli Stati Uniti abbattono la statua di Cristoforo Colombo? Perché loro non contestualizzano e invece sta dall'altra parte lo deve fare? Assolutamente, assolutamente, assolutamente. Infatti sono non solo miopi, non solo devono mettersi un paio di occhiali, ma dovrebbero anche studiare un po' meglio quello che citano e studiare un po' meglio quello che portano diciamo sull'altare dei loro valori. Poi potrebbe anche esserci una ideologia potrebbero anche averla presa molto 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 alla larga. Noi adesso lancio una provocazione, abbiamo sempre detto che con le politiche della casa green di fatto i proprietari di casa perdevano la proprietà della loro casa, la casa si sarebbe svalutata, si svaluterebbe così tanto da costringere a vendere e quindi i proprietari andrebbero a perdere la proprietà privata. Sì, però ecco, quella proprietà privata non passerebbe allo Stato, ma passerebbe a delle multinazionali, quindi non sono solo, quello che io voglio sottolineare è che non sono solo distanti da il nostro pensiero politico, ma quello che, se quel manifesto è il loro pensiero politico, questa Europa è distante anche dal loro pensiero politico e quindi loro inneggiano a questa Unione Europea. Ieri è stato fatto, io dico così perché ieri è stato fatto il parallelismo ed è stato detto che Ventotene è uno dei valori fondamentali per questa Unione Europea, ma anche loro stessi sono molto distanti da questa idea dall'idea d'Europa, cioè, nel senso, delle due una, o loro credono in quello che c'è scritto nel manifesto, sono distanti da questa applicazione turboliberista dell'Europa, o loro sono vicini a questa applicazione turboliberista dell'Europa e allora anche loro la smettano di sventolare il manifesto di Ventotene. E con questo possiamo concludere. Io ringrazio davvero, mi scuso ancora per il disguido, è tutta colpa mia, quindi mi dispiace ancora. Per fortuna Alessandro Gigliovigna è sempre molto disponibile e comprensivo. Alla prossima e buon proseguimento. Grazie, arrivederci. Qui Parlamento. Mi aveva mandato
Lo amico che ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbi. Buongiorno Semi, buongiorno cari amici di Radio Libertà. Oggi voglio parlarvi del nostro sciroppo alla bava di lumaca Bronco Free. A che cosa serve Bronco Free? Serve per tutti i processi alterati delle vie respiratorie. Avete presente quando abbiamo quel senso di pesantezza sullo stomaco, quando sentiamo che abbiamo la tosse secca, oppure quando abbiamo quella fastidiosissima tosse grassa che non ci fa dormire la notte e il nostro medico ci prescrive un mucolitico. Ecco, Bronco Free è un mucolitico perché contiene appunto la bava di lumaca, gli enzimi litici che aiutano proprio a fluidificare il catarro, favorirne l'espettorazione e riuscire veramente a uscire molto più facilmente da tutte le problematiche respiratorie che noi abbiamo, soprattutto in questa stagione. Mi rivolgo anche a chi è fumatore e quindi deve convivere tutto l'anno con la tosse. Bronco Free è la soluzione ai vostri problemi. Io oggi voglio farvi un'offerta straordinaria. Bronco Free potete provarne anche solo un flacone, 24 euro. In questo caso ci sono le spese di trasporto, ma la grande offerta oggi per voi è questa: 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro. E se dite ascolto Radio Libertà, voi non pagate la spesa di trasporto. E se aggiungete dicendo ho sentito la pubblicità che ha fatto Miriam stamattina in radio, avete anche un omaggio da parte mia.
È davvero Bronco-Free la soluzione a tutte le problematiche respiratorie? Pensiamo anche ai nostri bambini, i nostri nipotini, li accompagniamo a scuola e il giorno dopo tornano, sono già pieni di tosse, pieni di raffreddore. Ecco, in tutte queste situazioni Bronco-Free. All'interno trovate un bugiardino per capire bene come si utilizza. Vi ricordo che è senza glutine e senza lattosio. Come fare per prenotarlo? 030 68 40 408, ripeto 030 68 40 408. Vi aspetto, ciao a tutti. Eccoci qua. Vedo in collegamento Skype il dottor Giuseppe Liturri, lo leggiamo sulla Verità, su Star Mag e anche su Out online, e parliamo della Trump Trade. C'era una volta la Reaganomics, questa è la linea, diciamo, la politica economica di Donald Trump. Si parla molto di dazi e, come ha spiegato molto bene il dottor Liturri in un articolo su Star Mag, se ne parla a sproposito. Ci sono delle situazioni oggettive, ce ne sono altre da rendicontare e soprattutto quello che è mancato perché, dottor Liturri, intanto benvenuto e grazie per essere qui con noi. Grazie, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Perché quello che ho ritrovato anche, come sempre, devo dire, quando si parla di Trump, ci sono quelli che lo demonizzano, poi quelli che lo santificano invece tendono a cercare delle scappatoie. Invece il suo articolo fa un resoconto, secondo me, completo, che fa capire quale politica sta portando avanti Donald Trump e fa capire che tipo di linea sia, che può essere condivisibile o meno, ma sicuramente non la puoi demonizzare. Se poi sta a te condividere o meno, penso che magari chi ha un pensiero liberale sia abbastanza, insomma, meno tasse è una formula che viene molto condivisa, non perché sia diciamo raccomandabile l'evasione fiscale, ovviamente no, ma perché la figura dello Stato Moloch che ti succhia, che ti prosciuga, è una figura che almeno chi ha un pensiero liberale, io penso di averlo, non piace per nulla. Ma le do la parola allora per fare il quadro su questa trade Trump. Prego. Sì, lei ha già evidenziato un aspetto che è quello della descrizione isterica con clima così, un clima terroristico, un lessico ansiogeno utilizzato soprattutto sui giornali italiani dal giorno della vittoria alle elezioni, ancor più dal giorno dell'insediamento. Insomma, non si riesce nel dibattito, soprattutto italiano, credo, perché io poi leggo, diciamo, almeno 10 quotidiani di 3 altri paesi diversi, soprattutto gli Stati Uniti e il Regno Unito negli ultimi tempi, e trovo, pur nella netta differenza di posizioni di gradimento verso Trump, trovo degli approfondimenti più sensati, meno isterici. Invece qui dobbiamo assistere a questi schieramenti da curva di stadio totalmente fuori luogo. Allora, questa è la premessa di metodo, che però è importante, perché chi ci ascolta, insomma, deve sapere che in questo momento l'informazione non sta vivendo un momento particolarmente brillante in Italia, peggio che, diciamo, in tempi recenti, ancora peggio, perché non si riesce ad andare oltre, ripeto, descrizioni macchiettistiche. Cosa ho fatto? E io ci tengo molto e invito i lettori a tornarci sui 2 contributi che ho scritto, sono 2 articoli separati, uno sull'andamento delle borse e l'altro sulla vicenda dei dazi. Allora, partiamo da quest'ultimo argomento, quello dei dazi. Se lei chiedesse a 10 economisti quali potrebbero essere gli effetti dei dazi, 11 economisti le risponderebbero non lo so. Ed è quello che ha risposto anche il Christopher Wallen, che è uno, ovviamente sconosciuto ai più, però è uno dei membri del Consiglio dei governatori della Fed, della Banca Centrale degli Stati Uniti, cioè qualcuno che tutti i giorni si occupa di questi problemi. E lui ha risposto che gli effetti
sono effetti difficilmente stimabili ex ante, da un lato. Gli effetti sull'inflazione, che ci stanno così, di cui ci raccontano con preoccupazione da settimane, sono effetti non perfettamente stimabili e soprattutto lui ritiene effetti di breve periodo. E così ho voluto citare una persona così al di sopra di ogni sospetto. Allora, cosa c'è dietro i dazi? Cioè, sgombriamo il campo da un aspetto. Non è che Trump si sveglia la mattina e fa la prima cosa che gli salta in testa, così, muovendosi erraticamente. Trump sta eseguendo in maniera più o meno sovrapponibile il programma con cui ha vinto le elezioni, né più né meno. Cosa è l'aspetto da sottolineare? È tutto il come e il quando. E su questo Trump rischia, perché, faccio un esempio che ho riportato anche nell'articolo. Una cosa è, come fece nel primo mandato, abbassare prima le tasse e poi introdurre i dazi, quindi quando abbassi le tasse hai un immediato beneficio sulla crescita. Con i dazi hai un effetto di medio-lungo termine, probabilmente nell'immediato hai degli effetti transitori abbastanza controversi, se non negativi. Viceversa, oggi è partito subito con i dazi, ripeto, i cui benefici tardano a farsi vedere per i motivi che spiegherò dopo, e in un secondo momento reintrodurrà i tagli di tasse. Perché dietro tutto questo c'è un disegno? Il disegno è stato specificato in modo molto chiaro. Lui vuole fare dell'economia degli Stati Uniti qualcosa più centrata sulla spesa privata, sul settore privato e sulla produzione nazionale, rispetto a un assetto economico precedente che era più centrato sul deficit pubblico enorme e sugli consumi dei prodotti degli altri paesi, quindi un massiccio deficit commerciale. Questa è la grande transizione da un ordine economico a un altro ordine economico. Ma questo non significa che Trump predichi l'autarchia, cioè ridurre un deficit commerciale che si misura nell'ordine dei 1.000 miliardi di euro, dimezzarlo, non significa fare l'autarchia, pardon. Significa riequilibrare un ordine economico che è molto squilibrato, perché questa è la cosa veramente da condividere. Quando, e questo è vero soprattutto se guardiamo l'Unione Europea, l'Eurozona, quando il tuo reddito, quando le tue vendite sono troppo dipendenti dai consumi di qualcuno che è agli antipodi del pianeta, beh, sei ragionevolmente esposto a una serie di rischi e di perturbazioni che poi ti mandano all'aria il PIL del tuo paese in poche settimane. Quindi è una situazione di instabilità quella di vedere il 50% del PIL dipendente dalle esportazioni. Quindi un ordine mondiale dove si continua a commerciare, ci mancherebbe, ma si riporta la barra della globalizzazione un po' più al centro, quindi non significa fine della globalizzazione, significa ridurre gli eccessi. Questo è un ordine verso il quale soprattutto noi europei dovremmo andare, dovremmo dire grazie a Trump che stai cercando di eliminare questo squilibrio che è causa dei nostri problemi, e lo stiamo verificando in questi mesi, quando il modello economico che la Germania ha imposto a tutta l'Eurozona è crollato sotto i colpi del gas a 300 euro e del Green Deal e tutto il resto. Quindi, dottor Liturri, prego. Mi permetta di interromperla. Volevo chiedere, i dazi, no? Ovviamente è comprensibile che se ne parli, che ci sia anche della preoccupazione, anche se lo si fa in modo isterico, come giustamente ha sottolineato lei.
a me è venuto in mente questo pensiero. Io mi ricordo, ma in campagna, ancora agli albori della campagna elettorale, Trump l'aveva detto chiaro e tondo: basta con l'auto verde, perché facciamo regali alla Cina con la green, con la politica green, eccetera. Mi è venuto in mente, durante il Covid è emerso che c'erano grossi problemi negli Stati Uniti perché avevano delocalizzato anche la produzione dell'aspirina alla Cina. Allora mi sono chiesto, non è che alla fine i dazi siano una misura protezionistica prima di tutto nei confronti della Cina? E vorrei, al di là poi anche al di là di certe dichiarazioni, l'Unione Europea è nata per sfruttare gli Stati Uniti. Quanto può essere veramente nel mirino della politica economica l'Europa, e a noi interessa l'Italia, ovviamente? Ora, la risposta è chiaro che oggi il grande confronto è USA-Cina. Su questo lei ha ragione, cioè Trump sta cercando di trovare un nuovo equilibrio nei confronti del grande produttore di beni del mondo. Solo che su quel fronte, voi vedete, avete notato l'attivismo verbale di Trump, che a molti dà fastidio, a molti attribuiscono a questo attivismo verbale una fonte di incertezza, perché parla sempre, fateci caso, parla poco della Cina. Cioè, sulla Cina, quando parlerà, alle parole seguiranno i fatti. Però è fuori dubbio che quello è un fronte. Viceversa, diversamente, sul fronte dell'Unione Europea, Trump persegue un atteggiamento un po' più così sfrontato, ecco, un po' più verbalmente aggressivo, perché secondo me ne percepisce la debolezza politica. Questo è il motivo. Poi lasciamo le parole, quindi io parlavo in quell'articolo di fare differenza tra il segnale e il rumore. Il rumore è tanto, però poi bisogna isolarsi dal rumore e cogliere il segnale. Sul fronte, quindi i segnali sul fronte europeo quali sono? Al momento modesti, perché ha reintrodotto gli dazi sull'acciaio e sull'alluminio che aveva messo già nel primo mandato e che erano stati sospesi. Allo stesso modo i controdazi imposti dall'Unione Europea erano stati introdotti e poi sospesi, sono stati reintrodotti. Quindi stiamo parlando al momento di attivismo verbale, no? Questa cosa del 200% sui vini che ha dominato i giornali in questi giorni era un post sui social di Trump, nulla di più. È chiaro che quando ti permetti di fare così questo attivismo verbale, lo fai perché hai di fronte gente politicamente debole. E questo, diciamo, non è l'ennesima medaglia al disvalore dell'Unione Europea, perché se fossimo in una situazione politicamente più solida, sicuramente non sarebbe accaduto così. E quindi ho risposto alle sue domande. Poi vado su un altro aspetto, la borsa. No? Voi da ormai dal 19 febbraio, quindi sono passati esattamente 30 giorni, la borsa degli Stati Uniti ha cominciato a scendere in modo significativo. Però, scusatemi, io veramente ero senza parole di fronte a certe analisi, ma la borsa si guarda con un minimo di prospettiva, ma un minimo. Allora il Trump Trade cos'è stato? Cosa potrebbe ancora essere? Sul programma di Trump, dopo il 5 novembre, quindi dopo le elezioni, la borsa americana ha continuato, tra l'altro, una crescita impressionante, mentre la borsa europea, i valori di borsa europea erano piatti. Perché gli investitori credevano che le promesse di Trump, quindi deregulation, dazi, riduzione delle tasse, avrebbero creato un ambiente economico pro crescita, anche relativamente inflazionistico, per cui il quadro macroeconomico che le parole di Trump prospettavano era stato sposato dagli investitori. Poi cos'è accaduto?
Non è che Trump ha cambiato idea, Trump sta eseguendo quelle cose là, ma la concreta esecuzione provoca dei contraccolpi, ma è inevitabile. E scusatemi, ma dopo essere cresciuta per 7 anni consecutivi, mentre la borsa europea era piatta, ancora una volta, secondo voi un investitore il 20 di febbraio che fa? Prende profitto e magari vendendo azioni di un'azienda americana che quota 25-30 volte gli utili, quotazioni stragonfie, da bolla, Tesla quota ancora dei multipli sugli utili che non esistono, stratosferici. Bene, l'investitore che fa? Prende profitto e si reindirizza verso un mercato azionario che è quello europeo, che da essere, diciamo, lungodegente, perché di questo parlavamo, è diventato un mercato azionario che ha dei potenziali di crescita. Quindi non è che Trump è cattivo che demolisce le borse, c'è una dinamica di breve, perché tutti i giorni in borsa gli investitori fanno delle scelte, che ha prevalso. E la dinamica di breve non è che una bocciatura per Trump, perché i fondamentali, ripeto, che Trump aveva promesso sono ancora tutti là e i mercati li avevano sposati. Poi, ripeto, ci si trova davanti a una situazione europea, perché poi l'investitore ragiona così: se io ho un'azienda che vale 25 volte gli utili, con una prospettiva di crescita modesta, e poi ho un'azienda che vale 5 volte gli utili, con una prospettiva di crescita che era modesta, ora è un po' più rapida, un po' più interessante, beh, io mi indirizzo a quest'ultima azienda e quindi compro Europa, compro azioni italiane, tedesche, francesi. Se a questo ancora poi ci aggiungiamo la corsa agli armamenti, per il momento sulla carta, apro e chiudo parentesi, potrò sbagliarmi, sarò pronto ad ammetterlo, ma secondo me rimarrà carta. Poi magari ne parleremo in un'altra trasmissione quando avremo qualcosa di più concreto. Bene, però per il momento gli investitori stanno scommettendo su una domanda, spesa pubblica importante, consumi pubblici importanti destinati al settore degli armamenti. E quelli sono, con 1000 se, 1000 distinguo, quelli sono delle direttrici di crescita. Quindi, così, invito davvero tutti a leggere con grande attenzione, magari a selezionare letture che ci danno informazioni distorte, che descrivono l'andamento di un'economia nel breve e nel medio-lungo termine come una contrapposizione di curve. Non è così. E ripeto, e vi aggiungo che Trump si è imbarcato in un viaggio complicato. Cioè, lui ce li ha i rischi, perché qual è il più grande rischio che secondo me ha Trump? Quello di voler tenere insieme 3 o 4 leve contemporaneamente, almeno una delle quali è in contraddizione con l'altra. Mi spiego. L'esportatore, il paese esportatore netto di merci, per definizione diventa anche esportatore di capitali, cioè chi oggi vende 1 chilo di parmigiano reggiano riceve questo denaro, ma la banca che gli ha fatto il bonifico rimane una banca creditrice verso la banca americana corrispondente, quindi detiene attività finanziarie sull'estero, per definizione. Cosa accade a queste attività finanziarie sull'estero, quindi sugli Stati Uniti? Beh, da sempre, cioè da tutti gli ultimi anni, sono rimaste investite nel mercato americano, che è il più grande mercato finanziario del mondo, a cui tutti vogliono partecipare. Quindi non è che noi prendiamo e buttiamo i soldi all'estero perché ci piace Wall Street. No, noi, proprio perché siamo esportatori di merci, siamo nella condizione di detenere queste attività finanziarie sull'estero.
Ora, se il deficit commerciale si riduce a parità di tutto il resto, è chiaro che ci sono meno attività finanziarie sull'estero che possono operare con quel mercato finanziario. Ed questo è stato l'allarme sollevato da numerosi analisti che hanno avvertito Trump e gli hanno detto: guarda che ci può anche stare il tuo obiettivo di ridurre il deficit commerciale, ma non dimenticare che noi abbiamo bisogno di capitali esteri, ma non perché abbiamo bisogno ma perché il nostro mercato finanziario è forte e grande, perché a quel mercato partecipano tutti i nostri fornitori di merci. Dottore Turi, siamo arrivati alla conclusione, purtroppo. Va bene, spero di aver spiegato un po' Per il resto vi rimando davvero alla lettura di quei 2 articoli separati che stanno su StartMag, che potrebbero darvi un quadro ancora più completo di quello a cui oggi ho accennato. Assolutamente. Intanto, allora, ringraziamo ancora Giuseppe Liturri e a risentirci presto. Grazie, buongiorno a tutti. Sono le 15, quindi dobbiamo chiudere. Dobbiamo assolutamente ringraziare Sveva, magnificamente sulla tolla di comando anche oggi, e in tolla di comando in regia tecnica, e grazie a tutti voi per aver scelto Radio Libertà. Miau. Avete ascoltato Oltre la pagina.